Martedì scorso, nel tardo pomeriggio, allo stadio Collura di Porto Empedocle, il presidente Alessandro Termini ha presentato alla stampa e ai numerosi tifosi granata il nuovo tecnico dell'Empedoclina che parteciperà al prossimo campionato di promozione. Si tratta dell'ex bomber di Agregas, Messina, Cosenza, Martina, Taranto, Como, Cosenza, Giuseppe Gambino, classe 84, 200 gol in carriera, che di recente ha conseguito il patentino di allenatore. Per quanto riguarda l'Acregas, la società sta completando l'organico organizzativo tecnico. È arrivato infatti in questi ultimi giorni il nuovo segretario generale. Si tratta di Flavio Bellomo, proveniente dalla San Cataldese. Inoltre, Cristiano Modestino sarà il nuovo fisioterapista. Quest'ultimo è laureato in scienze motorie e specializzato in recupero, infortuni e massoterapia. Mentre poi Marta Passarello si occuperà delle public relations della società biancazzurra. Dalla prossima settimana invece si lavorerà per la formazione della rosa dei calciatori che sarà messa a disposizione del tecnico Coppa per la prossima stagione di Serie D 2023-2024. Sono invece andati via alcuni giocatori simbol della scorsa stagione. Garufo infatti si è casato con la Profavara, Neri e Barrera Lanisse e si vocifera che anche Santiago Pavisic possa vestire la maglia granata dell'ambiziosa Empedoclina.